Domani, venerdì 8 giugno, in tutto il mondo si celebra la giornata degli oceani, istituita per sensibilizzare l'umanità all'importanza delle grandi masse d'acqua nell'ecosistema. Anche a Chioggia, città del mare e delle acque, due iniziative al riguardo. Dalle ore 18 alle ore 23 di domani sarà possibile visitare gratuitamente il Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi, a Palazzo Grassi, con accesso da Riva Vena. La struttura accoglie, tra gli altri elementi, la notevole collezione ittica di Umberto d'Ancona e alle ore 21 proietterà il documentario Profondo Blu. Domani mattina, invece, dalle ore 11 al villaggio turistico Isamar di Isole Verde, verrà liberata nel mare la tartaruga Ariel, recuperata dai pescherecci della marineria Chioggiotta e curata dalla clinica Rodigina Crass sotto la supervisione del WWF.